Martedì 11 novembre, buongiorno Sicilia, da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Allora, fra poco leggeremo insieme ad Emanuela i quotidiani regionali, ma intanto le notizie. Cominciamo stamattina con la politica. Il presidente della regione ha preso decisioni importanti dopo la giunta di ieri. Fuori in questo momento dalla giunta la Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro, tiene per sé le deleghe ad interim, ma le opposizioni per le opposizioni tutto questo non basta e tornano a chiedere comunque le dimissioni del governatore. Sentiamo questo servizio. Andrea Messina e Nuccia Albano, i due esponenti della DC di Cuffaro in giunta regionale, non sono più assessori. Il presidente della regione, Renato Schifani, alla fine ha preso questa decisione e l'ha comunicata alla conclusione della giunta di governo, convocata per le 13 e finita alle 15. La giunta ha fatto anche altre cose, ma l'attenzione era concentrata tutta su questa decisione. Per il governatore una scelta di trasparenza e di rispetto verso i siciliani, perché quel che emerge dall'inchiesta e sul ruolo di Totò Cuffaro rende il partito incompatibile con la permanenza in giunta. Ma Schifani ci tiene a precisare che non è un giudizio sulle persone, siano essi assessori o deputati dalla DC, ai quali riconosce realtà politica. Il governatore tiene ad interim le deleghe a enti locali, personale, famiglia e lavoro. Ufficialmente non lo dice, ma pensa di riassegnarle solo col nuovo anno, dopo che sarà stata approvata la finanziaria. Non è un caso che Raffaele Lombardo, che solo ieri parlava di azzeramento della giunta, oggi aggiusta il tiro e dice di essere stato male interpretato. Ribalta la palla sui partiti della coalizione, che devono fare le scelte più opportune. Chiaramente punta ad un secondo posto in giunta, che in realtà chiede da tempo. Inevitabilmente arrivano le critiche delle opposizioni. Per il PD si tratta solo di un'operazione di maquillage, ma il sistema di potere resta identico. I 5 Stelle dicono che non può certo bastare. Per Fabrizio Micari di Italia Viva c'è da chiedersi con quale coraggio si caccino Albano e Messina, si tenga San Martino, mentre Ismaele Lavardera, leader di Controcorrente, annuncia per domani una conferenza stampa insieme alla forzista Margherita La Rocca Ruvolo per raccontare altri passaggi dell'inchiesta che riguardano Agrigento, e si dice sconvolto dai giudizi proprio sulla collega forzista. Torniamo allora, andiamo subito, per la verità, apriamo questa pagina regionale con la politica. Emanuela. C'è tanta roba oggi sui giornali proprio su quella che è la questione politica, al di là appunto della vicenda che è legata strettamente a Cuffaro e alla Democrazia Cristiana. Vediamo il giornale di Sicilia che titola: Schifani caccia i cuffariani, rimossi 2 assessori DC a tutela della regione, i 7 deputati, resta il sostegno all'Ars. E poi vediamo la Rocca Ruvolo, insulti contro di me per ritorsione. Vediamo anche la prima pagina della Gazzetta del Sud: via dalla giunta la DC di Cuffaro, silurati gli assessori Albano e Messina, interim a Schifani sino alla finanziaria. Vediamo anche all'interno la nuova DC fuori dal governo. Schifani espelle i 2 assessori, avvocate le deleghe gestite da Nuccia Albano, che aveva gestiva l'assessorato alla famiglia, politiche sociali e lavoro, e Andrea Messina invece alla funzione pubblica. Saranno sostituiti dopo l'approvazione della finanziaria. Ma l'opposizione, dice il presidente, continua a non assumersi responsabilità. E domani la protesta. Andiamo a vedere le opposizioni all'Ars. Domani manifesteranno sotto Palazzo d'Orléans e chiederanno le dimissioni del presidente. Questa mossa di Schifani non basta appunto all'opposizione perché si chiede appunto un passo indietro da parte del governatore. Vediamo Repubblica Palermo: Schifani congeda la DC, il governatore caccia dalla sua giunta i 2 assessori di Cuffaro, una crisi imprevista, lo scudo crociato garantisce però appoggio esterno. L'opposizione oggi in piazza chiedendo appunto le dimissioni. E poi ci sono tanti altri articoli, insomma veramente un'ampia pagina, possiamo dire tutta la prima pagina di Repubblica Palermo è dedicata a questo. Vediamo l'analisi: la Sicilia rimasta incantata dal pifferaio. Poi c'è anche il commento di Gaetano Savatteri che dice: insulti e gallismo, il senso di Totò per le donne. Vediamo anche il commento di Ficarra, del duo Ficarra e Picone: depredata la casa comune, c'è poco da ridere. E poi
la diaspora dei nuovi democristiani, quindi chi aveva aderito appunto al partito dello scudo crociato adesso cerca altre collocazioni vista la crisi appunto che sta vivendo. E poi le due donne del partito, Abbadessa e Donato, le tradite fuori dalla regione. E ancora vediamo l'articolo di Salvo Palazzolo, gli incontri a casa per gli appalti, mi muovo per voi. Emergono naturalmente altri retroscena di questa inchiesta, ma intanto andiamo a vedere all'interno. Schifani scarica Cuffaro, via i 2 assessori DC. All'Ars appoggio esterno, revoca delle deleghe in giunta per Nuccia Albano e Andrea Messina. I deputati democristiani decidono di restare al momento nella maggioranza. Abbiamo detto gli interim assunti dal Presidente, che parla di una crisi imprevista. Il gruppo democristiano, disparità di trattamento tra noi e Fratelli d'Italia o MPA. Intanto le opposizioni sono sulle barricate e chiedono appunto un passo indietro del governatore, vada a casa. Oggi sit-in alle 15 di PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Controcorrente, Italia Viva e PSI davanti Palazzo d'Orléans. Non basta, è un'operazione di maquillage. E poi vediamo appunto la fuga dei insomma, consiglieri, dei deputati, di chi aveva aderito alla Democrazia Cristiana di Cuffaro a questo progetto. Lo scudo crociato frana. Da Trapani ad Agrigento la fuga dei militanti. A Palermo si blocca la delibera su Ballarò. A Mazzara la consigliera Ippolito, moglie di un magistrato, è pronta all'addio. Ad Agrigento i consiglieri uscenti si presenteranno con una lista civica senza il simbolo del partito alle prossime comunali di maggio. Questi i primi effetti di questa crisi. E poi dicevamo le due donne che sono state anche silurate dal partito, Abbadessa e Donato, che vediamo appunto in queste foto, fuori dagli assessorati. Ma loro non ci stanno e dicono rigore, ma per tutti, quindi è un po' un tutti contro tutti. Fatte fuori insieme con i loro assessori di fiducia, con l'espulsione dalla giunta regionale di Nuccia Albano e Andrea Messina, voluta appunto da Schifani, saltano anche la presidente regionale della DC Laura Abbadessa e la vicepresidente nazionale Francesca Donato. Proprio quest'ultima dice: se si tratta di un'operazione di immagine, allora dovrebbero saltare anche altri, a cominciare dal presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e dall'assessora al turismo Elvira Amata. Sono una garantista e per me fino alle condanne definitive sono tutti innocenti, ma ritengo questa operazione poco coerente. Quindi insomma, per ragioni di opportunità, dice, se saltiamo noi dovrebbero saltare anche gli altri. Se abbiamo ancora qualche minuto, Angelo, ti faccio vedere anche la Sicilia naturalmente di oggi. Schifani caccia Cuffaro dal governo, ho rimosso un sistema di partito. Proprio Schifani che oggi ha rilasciato un'intervista alla Sicilia, questo articolo di Mario Barresi. Schifani, ho rimosso un sistema partito, ecco perché non mollo. Oggi ci sono appunto le motivazioni di Schifani sul perché vuole andare avanti. Sulla DC un atto dovuto, ha detto il Presidente, irrinunciabile e inevitabile, né azzeramento dalla Giunta né voto anticipato con il modello chiuso, deluso umanamente, i giorni più duri della mia vita. Non ho sentito Cuffaro. E poi ancora, scelta sofferta ma i fatti contestati al leader e vertici ipotizzano un'associazione per commettere reati, interim fino alla finanziaria, dialogo con il gruppo DC, per gli alleati è stata la fine di una via senza uscita. E ancora sulla questione morale, linea diversa con gli altri assessori indagati, ecco che si torna appunto alle accuse di prima che leggevamo invece su Repubblica. Piani completamente distinti, dice Schifani, la sanità non è corrotta, la responsabilità penale è personale. Da Meloni niente segni di nervosismo, Tajani informato su tutto. Quindi insomma oggi un Schifani a tutto campo che risponde un po' a tutte le domande che sono state fatte in questi giorni, soprattutto da parte delle opposizioni. Avevamo detto che la questione era trattata in maniera approfondita ed ampia sui quotidiani, sì, l'abbiamo riscontrato dalla tua lettura. Adesso siamo alla cronaca. A Catania si è arrampicato sul tetto di una palestra per, con ogni probabilità, trafugare una grondaia, è precipitato ed è morto. Una tragedia al polifunzionale di via Zurria.
Si era arrampicato sul tetto del polifunzionale di via Azzurria per rubare quel che resta in una struttura già più volte depredata, ma un passo falso gli è costato caro, carissimo, pagando tutto con la morte. Un uomo è stato trovato senza vita sugli spalti della palestra dove ieri sera fino a tardi si era giocata una partita di pallacanestro. Fatali il cedimento del controsoffitto ed un volo da un'altezza di oltre 10 metri. Secondo una prima ricostruzione della polizia, la vittima avrebbe tentato di rubare una grondaia. A fare il macabro ritrovamento è stato un addetto alla polizia, come conferma il custode dell'impianto. Aprendo qua la porta del palazzetto si è reso conto che c'era questa persona a terra, sanguinante. Lui in realtà all'inizio era convinto che l'avevano picchiato, magari perché qua troviamo di tutto, barboni, tossici, siamo veramente alle mani di nessuno. Invece in realtà poi accendendo le luci si è reso conto che c'era un buco sul tetto e in realtà praticamente questa persona era caduta dal tetto. Si muore per pochi euro e si riaccende la polemica sulla scarsa sorveglianza del polifunzionale. Qui è diventata la terra di nessuno, furti di qualunque genere, atti vandalici di qualunque genere e anche consumo di stupefacenti, atti sessuali. Con un sistema di videosorveglianza magari si sarebbe beccato prima, andava punito per come dice la legge. L'uomo, morto presumibilmente sul colpo, era privo di documenti. Allora, Emanuela, questa notizia la troviamo sulle pagine della Sicilia, credo la pagina di Catania. Sì, esatto, è proprio sulla prima pagina di Catania, leggiamo in alto via Azzurria, la tragedia nella palestra, precipita dal tetto e muore a 43 anni. Tra le ipotesi alla base dell'incidente un tentativo di furto col drammatico epilogo. Ma perché è importante questa storia, al di là del fatto di cronaca? Ma perché diciamo riapre una serie di polemiche proprio su questa zona, su quest'area che da tempo appunto ha una serie di criticità. Infatti leggiamo da tempo, segnaliamo le criticità di questa struttura. Andiamo a vedere a pagina appunto 29, via Azzurria, cadavere in palestra, ladro precipita dal tetto e muore. La vittima è un 43enne con precedenti per furto, aperta un'inchiesta, c'è del controsoffitto, il corpo è stato ritrovato dal custode e dagli addetti dell'impresa di pulizie. Ma dicevamo, questa non è altro che una tragedia annunciata, dicono. La tragedia di via Azzurria era evitabile, a posteriori è difficile dirlo, in assenza almeno finora di risposte concrete ai quesiti posti a più riprese e in più sedi sulla necessità di garanzia della sicurezza e vigilanza, videosorveglianza inclusa. Quindi il tema è proprio questo, che da tempo si chiede un rafforzamento, comunque una maggiore presenza di vigilanza in quest'area e quindi quest'ultimo episodio potrebbe essere anche legato a questo vuoto che c'è appunto. Bene, ancora cronaca. C'è stato un tragico incidente stradale ieri sulla Palermo-Agrigento, 2 morti e un ferito il bilancio, da chiarire ancora la dinamica di questo scontro frontale. 2 morti e un ferito, il tragico bilancio dello scontro fatale sulla statale 121 Palermo-Agrigento nel territorio di Vicari, nel tratto in cui è presente un cantiere per i lavori di ammodernamento sulla scorrimento veloce. L'impatto violento tra un furgone Iveco e una Peugeot Station Wagon. A perdere la vita il conducente del furgone, il 40enne Francesco Celauro, e il 61enne Francesco Cascino, che invece era al volante dell'auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno chiesto l'intervento di un elicottero per trasportare in ospedale l'unico superstite, un uomo di 39 anni, collega di Celauro, e gli agenti della Polizia Stradale di Lercara Fridi per la ricostruzione della dinamica. L'ANAS ha comunicato l'interruzione della viabilità nel tratto coinvolto dall'incidente per consentire ai poliziotti di eseguire i rilievi con l'istituzione di un percorso alternativo verso strade provinciali. Un bruttissimo scontro quello che viene mostrato da queste immagini amatoriali, però che rende l'idea davvero della violenza dell'impatto. Sì. Vediamo il giornale di Sicilia, la notizia la troviamo in prima pagina. Palermo, Agrigento, schianto e 2 morti, furgone contro auto, un altro tragico incidente sulla statale, ferito un giovane di 26 anni che è l'unico superstite appunto di questo scontro e di questo incidente. La notizia la troviamo anche sulla prima pagina di Palermo della Sicilia, vediamo statale 121, schianto fatale tra un'auto
e un furgone. 2 le vittime, abbiamo sentito, si chiamano Francesco Celauro di 40 anni e Francesco Cascino di 61 anni. Sono morti in questo scontro tra un furgone Iveco Daily e un'auto, una Peugeot, appunto su questa strada Palermo-Agrigento. Adesso torniamo di nuovo a Catania, perché ieri è stato inaugurato un parco nel quartiere di San Giorgio. Si tratta di un bene confiscato alla mafia, ce ne occuperemo anche questa mattina nel corso della nostra trasmissione con un approfondimento, che era un parco che era diventato una sorta di discarica abusiva. Ora adesso, grazie a questi interventi di ripristino, si è trasformato in un'area a misura anche per i bambini. Eccolo com'era in un'immagine dall'alto che mostra un terreno abbandonato diventato una discarica abusiva di rifiuti, anche pericolosi. Ed eccolo invece oggi, completamente trasformato. Siamo a Catania, nel cuore del quartiere San Giorgio, tra le vie degli Olmi e del Faggio, dove quest'area confiscata alla mafia è stata consegnata ai cittadini dopo un intervento di restyling finanziato con fondi europei del PNRR per circa 177.000 euro. Si tratta di un'area di oltre 1.000 metri quadri su 2 livelli, una parte dedicata al verde, l'altra dedicata ai bambini con un parco giochi. L'intervento include anche l'impianto di irrigazione, l'illuminazione a LED e la piantumazione di alberi e arbusti, tra cui oleandri, ulivi e vilburni, e il parcheggio. Era una vera e propria discarica abusiva, era piena di amianto, sono stati fatti quasi 12 camion di amianto in discarica, sono stati conferiti proprio per bonificare l'area, c'erano carcasse di auto, c'erano oli esausti. Un bene tolto alla mafia apparteneva al boss emergente Sebastiano Fichera, ucciso nel 2008 per contrasti interni al clan Cappello. La restituzione alla comunità ha quindi anche una valenza sociale. L'area appena consegnata è già pronta dallo scorso mese di luglio. Il quartiere si sta prendendo cura di quest'area, non è stato assolutamente vandalizzato, anzi i ragazzi lo stanno utilizzando come spazio di aggregazione e come momento di condivisione, anche perché sono state abbattute le barriere architettoniche. Al progetto ha collaborato l'esperto del sindaco Michele Cristaldi, c'era anche il presidente del sesto municipio Francesco Valenti e i consiglieri, ma anche i commercianti della zona che si occuperanno della manutenzione e della supervisione dell'area. Torniamo di nuovo ai quotidiani, al quotidiano di Catania, la circostanza sempre la Sicilia. Sì, c'è questa fotonotizia sulla prima pagina appunto di Catania, uno spazio pubblico nel terreno del clan Cappello, ieri consegna ai residenti dell'area con giochi per bambini appunto nel quartiere San Giorgio. Andiamo a vedere all'interno. Uno spazio pubblico nell'area confiscata ai boss dei Cappello, segnale di riscatto, e qui vediamo appunto una foto di ieri con questa inaugurazione di questo spazio verde proprio dedicato ai bambini. Altra vicenda di cui ci occuperemo questa mattina nel corso di Buongiorno Sicilia, ricorderete la vicenda di Dottor B, il falso medico estetico che aveva allestito uno studio in un appartamento, uno studente fuori corso di medicina che riusciva a procurarsi i clienti grazie ai suoi social. Ieri abbiamo mostrato e oggi vi rimostriamo ancora le immagini di questo studio e poi più tardi ne parleremo con un esperto. Eccolo l'appartamento in cui uno studente di medicina fuori corso aveva realizzato a Catania un ambulatorio di medicina estetica sprovvisto di qualunque autorizzazione. Qui il giovane, che sui social si faceva chiamare Dottor B, denunciato dai carabinieri del NAS per esercizio abusivo della professione, eseguiva trattamenti estetici a base di botulino ed acido ialuronico, filler labbra, rinofiller, a prezzi competitivi. Ignari i pazienti che si lasciavano ingannare dall'aspetto dei locali apparentemente professionali e dai video del prima e dopo i trattamenti postati su Instagram e TikTok dal falso medico, che era in possesso di una partita IVA per esercizio di commercio ambulante. Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto confezioni ancora integre di botulino ed acido ialuronico, aghi, cannule, bende e nella spazzatura le sostanze già inoculate. Molti dei farmaci utilizzati sono risultati di produzione estera e privi dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'Agenzia Italiana del Farmaco, potenzialmente quindi perfino pericolosi. Sono state anche trovate le schede dei pazienti, i trattamenti eseguiti o da eseguire e il tariffario applicato, grazie alle quali è stato possibile ricostruire il giro d'affari di oltre 75.000 euro relativo al solo primo quadrimestre del 2025.
Numeri da un punto di vista economico importanti, ma a quale prezzo? Cioè, ma la salute delle persone. Purtroppo la cronaca, tra l'altro, ci ricorda che anche delle giovanissime hanno perso la vita proprio per rivolgersi a dei medici, in questo caso non era neanche un medico iscritto all'ordine. Comunque, insomma, diffidate sempre dai social, ma chiedete attraverso altri canali se la persona a cui vi state rivolgendo è una persona seria, professionale o no. Allora, andiamo a vedere le altre notizie, Angelo. Ripartiamo dalla prima pagina della Sicilia di oggi. Vediamo questa notizia che riguarda l'agricoltura. In Italia, in Sicilia, scusami, crescono gli imprenditori under 35, appunto il titolo oggi è Terra Mia. Ma vediamo, sempre a proposito della Sicilia, leggiamo questa notizia, l'economia della Sicilia frena meno del resto d'Italia. Nel primo semestre 2025 PIL a più 1,1%, ma crollano export, turismo, credito alle imprese e lavoro stabile. All'interno della Sicilia vediamo anche due notizie di cronaca. Siamo nella provincia di Palermo, ennesimo caso di anziani truffati, scoperta banda, scattano 2 arresti. E poi sempre sulla stessa pagina, sequestrati oltre 10.000 falsi Labubu, che sono dei pupazzetti che piacciono tanto ai bambini, però questi insomma erano dei tarocchi. 7 le denunce. I gadget del momento erano identici agli originali, un giro d'affari pensa da $500.000 proprio con questa merce contraffatta di questi pupazzetti. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Giornale di Sicilia. Abbiamo già visto le notizie principali, però vediamo ancora: giallo allo Sperone, sparati colpi di pistola contro un appartamento, illeso il proprietario. Insomma, si cerca di capire se era un atto intimidatorio, appunto questo. Andiamo a vedere la Gazzetta del Sud, sempre in alto. A Saponara il maltempo ha lasciato fango e disagi in paese e nel grande cantiere di Scarcelli. Il maltempo che ha colpito la Sicilia in queste ultime ore, insomma, ha creato diversi disagi, ma ha fatto anche diversi danni un po' in tutta la regione. Poi a Furcisiculo l'istituto Pugliatti cade a pezzi e gli studenti manifestano davanti al municipio. Giustamente. Sempre all'interno della Gazzetta del Sud vediamo questa notizia che abbiamo visto anche in prima pagina sulla Sicilia. La Sicilia continua a crescere, esportazioni statunitensi giù però del 50%. È il report di Banca Italia sull'economia regionale che conferma la tendenza positiva del primo semestre 2025. Aumentano il PIL e l'occupazione, resta alto il tasso di disoccupazione. Se vuoi ci possiamo anche fermare qui, Angelo. Ci fermiamo qui per questa prima parte di rassegna stampa tutta regionale. Fra poco ci occuperemo anche dei fatti, diciamo, nazionali e internazionali, ma intanto diamo uno sguardo a quelle che sono le condizioni del traffico. Siamo a Catania, in via Vincenzo Giuffrida. Piuttosto sostenuto in entrata, decisamente più tranquilla la situazione in uscita dalla città, per intenderci. In entrata le auto in discesa, mentre invece in uscita sono le auto che vanno in salita. Adesso invece vediamo il Tondo Gioieni. Questa è una panoramica proprio del Tondo Gioieni. La situazione è particolarmente tranquilla, non ci sono delle grandi criticità a vedere queste immagini. Allora, per un attimo torniamo in studio, perché adesso vi mostriamo, vi facciamo vedere anche un'altra parte diciamo della circonvallazione, la parte bassa di Viale Odorico da Pordenone, con l'innesto anche con Viale Mediterraneo in ingresso, e poi le altre auto che vanno in direzione Ognina e le altre che invece imboccano in direzione via Vincenzo Giuffrida oppure Viale Mediterraneo in entrata. Altra immagine che stamattina vi offriamo e vi mostriamo il litorale di Catania con la playa visto praticamente dunque dall'alto. La situazione ci mostra un grande
grande tranquillità, anche il mare oggi non ci sembra particolarmente agitato. Dalle immagini del mare alle immagini della montagna, siamo adesso sull'Etna, ancora un po' di neve, perché le precipitazioni dei giorni scorsi sono state chiaramente intense sulle nostre città, ma in vetta evidentemente ci sono stati piccoli accumuli di neve, li stiamo vedendo, ma niente di particolare. Adesso andiamo a Taormina. Qui siamo sul golfo di Taormina, anche qui situazione del mare di grande serenità e tranquillità, e l'Etna che è vista chiaramente da un'altra prospettiva, con, vedete, anche lì un po' di bianco della neve. Ci dobbiamo fermare, fra poco saremo insieme per il primo ospite della mattinata con il professor Roberto Cellini, ci occuperemo della finanziaria 2026. Eccoci, allora, primo ospite della mattinata già annunciato, il professore Roberto Cellini, buongiorno. Buongiorno a voi. Con noi il direttore del Dipartimento di Economia e Impresa dell'Università di Catania. Stamattina parliamo, volgarmente detta finanziaria 2026, ma la legge di bilancio dello Stato, quella che ci consente poi di tenere i conti in ordine. Ecco, dovrebbe essere questo l'obiettivo. E questa finanziaria, che non è una finanziaria, secondo gli esperti, così dicono, di espansione e di crescita, è un po' a metà, perché questi 19 miliardi tendono sì un po' alla crescita, ma in qualche modo tengono d'occhio i conti. Beh, è una finanziaria molto cauta. Noi negli anni passati abbiamo avuto sempre il deficit superiore al 3% del PIL, è diminuito negli ultimi tempi, continua a diminuire, quindi abbiamo un obiettivo di avere i conti in ordine, e questa è la prima nota da fare. E naturalmente, avendo l'obiettivo di tenere i conti in ordine, va contenuta la spesa. No, è perché io leggo un numero che è impressionante. Il debito pubblico resta sopra il 137%. Assolutamente sì, ed è uno dei più alti dell'Unione Europea. E ovviamente avere un debito così grande è un problema, perché il debito comporta il pagamento di interessi, che certo sono andati diminuendo negli ultimi tempi, ma rappresentano comunque una voce di bilancio importante, e se si spendono i soldi per pagare gli interessi sui debiti, ovviamente ne rimangono meno per fare spese, diciamo così, più produttive. Allora, diciamo che il governo, il ministro, nella fattispecie dell'economia, Giorgetti, punta su 4 direttrici. Intanto cominciamo con il primo tema, che è quello della riduzione dell'IRPEF. Sì. Una riduzione dell'IRPEF che è divisa in 2 scaglioni, tocca 2 scaglioni. Un primo scaglione che è quello, la riduzione dal 35 al 33%. Questo tecnicamente è proprio questo, sì. Però investe fasce di reddito che sono comprese tra i 28 e i 50 mila euro sì. lordi. Allora, chiariamo bene la situazione. In Italia ora ci sono 3 fasce di reddito. Chi arriva fino a 28 mila euro l'anno, grosso modo vuol dire 1.600-1.700 euro netti al mese, e su questa parte si paga il 23% di tasse. Poi c'è la parte che va da 28.000 a 50.000 euro, e su questa parte attualmente si paga il 35%. Nella proposta del governo c'è l'ipotesi di passare dal 35 al 33%. Poi ci sono i redditi annui superiori ai 50.000 euro, che grosso modo corrispondono a 2.700 euro netti al mese, e su questa parte si paga il 43%. Ora il governo dice: riduciamo l'aliquota sulla fascia intermedia, quindi quella dai 28 ai 50.000 euro annui, e portiamola dal 35 al 33%. Il che vuol dire, ad esempio, che chi ha un reddito annuo fino a 28.000 euro, quindi fino a 1.700 euro al mese, non è interessato da questa misura, quindi le tasse che pagava fino all'anno scorso continua a pagare. Attenzione, sono esattamente il 70% dei contribuenti, cioè il 70% dei contribuenti in Italia, esattamente, dichiara redditi, non dico ha redditi, dico dichiara redditi inferiori a 28.000 euro. Il governo dice: le tasse a questi li abbiamo abbassati negli anni precedenti, quindi non interveniamo su questi che sono redditi oggettivamente bassi. Noi vogliamo intervenire, dice l'obiettivo della legge, sulla fascia media. Diciamo su quella che una volta veniva definita borghesia, può essere? Sì, però consideriamo che ora questa ha redditi mensili tra i 1.700 e i 2.700 euro al mese. Ora tutta la polemica nasce dal fatto che definire come dire classe media o borghesia, come
come ha detto lei ancora meglio, chi ha un reddito di 2.500 euro al mese oggettivamente sembra un po' esagerato, nel senso che non parliamo di fasce particolarmente benestanti. Però tutta la polemica nasce da questo: se io ho un reddito annuo di 30.000 euro, il beneficio mi va soltanto tra i 2.000 euro, che sono tra i 28 e i 30.000, quindi grosso modo mi si riduce del 2% su 40 euro l'anno. Se ho un reddito invece di 50.000 o superiore, tutta la fascia dai 28.000 ai 50.000 gode di questa riduzione, quindi il risparmio è di circa 400 euro l'anno. Perciò l'argomento di chi fa polemica è: se ho 50.000 euro di reddito ho un beneficio di 400 euro, se ho un reddito di 30.000 euro ho un beneficio di 40 euro, e quindi scatta è la una polemica, misura. Esattamente. Tra l'altro l'Ufficio parlamentare del bilancio ha fatto una stima divertente, cioè gli operai, considerando la remunerazione media degli operai, avrebbero un vantaggio di 23 euro, i pensionati di 55 euro, gli impiegati di 123 euro e i dirigenti, che hanno ovviamente redditi tipicamente superiori ai 50.000 euro l'anno, avrebbero un vantaggio di 400 euro. Non si può mettere... Questi sono i dati come dire, per orientarsi nella polemica politica che c'è in queste ore. Professore, allora diciamo che il governo ha fatto degli investimenti, fra virgolette, cioè messo a bilancio delle cifre, dei soldi per poter sopperire e venire incontro a queste esigenze. Sono 4 miliardi per questa riduzione, diciamo, delle tasse, grosso modo? Sì, in realtà come dire, la stima è un po' differente, nel senso che sono circa un po' meno di 3 miliardi di euro in meno il gettito fiscale che deriva da questa specifica misura. Poi in realtà ci sono anche altre misure, viene pensato un ridisegno dell'ISEE, quindi del modo di calcolare l'ISEE. E adesso ci arriviamo, perché la prima casa, la casa di famiglia, non dovrebbe più, diciamo, rientrare in questo. Esattamente, quindi 4 miliardi a cui faceva riferimento lei è la spesa ipotizzata per coprire il minor gettito IRPEF e per questi altri interventi in favore, si dice, delle famiglie. Ma c'è un altro intervento che riguarda i lavoratori, che è quello del taglio del cuneo di contribuzione. È un tema, come possiamo dire, sempreverde, nel senso che è da molti anni che se ne parla. Il cuneo fiscale, la differenza tra ciò Qui c'è un investimento più importante da parte del governo. Sì, ma un po' più insomma, se là sono quasi 4, complessivamente quasi parlo di 10 miliardi. Sì, e il cuneo fiscale, ricordiamo ai telespettatori, è la differenza tra ciò che un datore di lavoro deve pagare per un lavoratore e ciò che va in tasca al lavoratore. Effettivamente l'imposizione fiscale in tutte le sue forme è molto gravosa, e quindi riduzione del cuneo fiscale vuol dire riduzione delle imposte, dei contributi, in modo che venga assottigliata la differenza tra ciò che un lavoratore percepisce e ciò che il datore di lavoro paga. È uno dei problemi in Italia e non è scollegato dal precedente, perché quando si parla di imposizione il problema vero in Italia è l'evasione fiscale. Le tasse le pagano pochi e quei pochi che le pagano ne pagano troppe, quindi c'è un problema, e ovviamente tassare il lavoro regolare è molto più semplice che tassare altre forme di reddito. È chiaro che arriva direttamente alla fonte, no? Certo. Se arriva direttamente alla fonte. Altro aspetto è quello che possono essere gli aiuti per le famiglie, perché insomma, le famiglie sono in difficoltà, hanno tantissime spese a cui fare fronte, e diciamo quest'anno è stato confermato, credo, l'assegno unico, e poi ci sono anche il bonus della natalità e anche degli incentivi per i bimbi piccoli, ma potrebbe risultare forse non sufficiente anche questo intervento. Siamo sempre in bilico, perché la prima cosa che abbiamo detto è che è una legge di bilancio cauta, no? Una legge di bilancio che non vuole sforare i conti, ma cerca in qualche modo di dare qualcosina. Di dare dei segnali, diciamo così. Poi quanto questi segnali siano importanti dal punto di vista quantitativo, efficaci e rilevanti, è tutta un'altra questione. Il governo già da qualche anno ha voluto dare il segnale politico: aiutiamo la famiglia con la natalità. Non c'è dubbio che in Italia abbiamo un problema demografico serio, si fanno pochi figli. Ora uno potrebbe dire che i figli, come dire, non è che si fanno perché vengono
dati gli incentivi, bisognerebbe pensare ai servizi reali. Abbiamo un problema serio, lo sappiamo bene, di asili nido, di servizi. Interventi strutturali e di servizi, in qualche modo. E dare dei servizi reali probabilmente è più efficace che non dare dei bonus economici. Occasionali di tanto in tanto. Però questo è un tema grande, un tema serio e quindi le misure economiche tutto sommato sono simboliche. Non penso che le famiglie si mettano a fare più figli perché è aumentato il bonus bebè. Senta, io le volevo chiedere a proposito, noi ne abbiamo accennato prima, lei diceva che nel calcolo dell'ISEE, cioè questo indice della ricchezza poi e della disponibilità della famiglia, è importante che la prima casa non venga inserita in questo indice? Sì, l'ISEE è un indice che vuole dare una rappresentazione delle capacità economiche di una famiglia che prescinda dal solo reddito, perché un conto è il reddito, quello che si guadagna ogni mese, un conto è la ricchezza che si possiede, i beni che si possiedono e quindi l'ISEE è un tentativo, come dire, di dare una rappresentazione più precisa delle capacità economiche di una famiglia. La prima casa è una forma di ricchezza? Sì, in Italia le famiglie hanno investito nella prima casa e la percepiscono come una forma di ricchezza, ma in realtà è un bene necessario. È giusto o non è giusto che concorra alla determinazione della ricchezza? È giusto o non è giusto tassarla? È un tema, è un dibattito aperto. Naturalmente misurare con precisione qual è la ricchezza di una famiglia non è semplicissimo e quindi si possono trovare soluzioni differenti. Quanto pesa la prima casa? Qual è il valore reale della prima casa? È altro tema. Senta, chiudiamo con la sanità, perché alla sanità sono destinati, rispetto ai fondi già stanziati, ulteriori 2,5 milioni circa, 2 milioni e 4 grosso modo. Il governo va dicendo siamo il governo che ha messo più risorse nella sanità. Questo è vero da un punto di vista nominale, non è vero se si calcola il valore reale, cioè se si tiene conto del fatto che i prezzi sono aumentati. Però c'è un problema serio ed è segnalato da tutte le agenzie, da tutti i report, cioè che le famiglie hanno problemi a coprire le spese sanitarie, come dire, che sempre più spesso sono erogate da privati e non dal servizio pubblico nazionale e molti non ricorrono alle cure dovute per problemi economici. Questo è un problema serio economico, sociale e generale e quindi il governo aumenta le spese per la sanità. È un aumento sufficiente? Probabilmente no. Recupera in termini reali rispetto a situazioni passate? Sostanzialmente no. C'è un problema di controllo della spesa in sanità, di sprechi e di efficienza? Assolutamente sì. Insomma, bisogna allora andare ancora più a fondo in questa materia, soprattutto la sanità, per capire, per portare di nuovo il servizio sanitario a tutti. Certo, perché in il questo servizio sanitario nazionale secondo me è una ricchezza per il nostro paese. Ce lo invidiano tutti. Esattamente. Però bisogna tutelarlo. Bisogna fare manutenzione. Bisogna fare manutenzione. Professore, potremmo parlare ancora a lungo della finanziaria, ma capisco che il tempo è quello che è, poi non è ancora definitiva questa legge. No, ovviamente deve essere approvata dal Parlamento e sappiamo che tipicamente come dire, il Parlamento cerca e i singoli deputati cercano di intervenire con misure dell'ultimo momento. Il governo tipicamente minaccia, e talvolta lo fa, di ricorrere al voto di fiducia per blindare, si dice, la legge di bilancio, quindi vedremo come esce definitivamente. Anche sul disegno dell'IRPEF e della riforma dal 35 al 33, la riduzione dello scaglione, si sta parlando e ci sono emendamenti che ad esempio suggeriscono di farlo applicare soltanto a chi ha redditi fino a 200, 300, 100.000, quindi il disegno definitivo lo vedremo dopo che è stato approvato dal Parlamento. Allora magari quando la legge sarà approvata potremo fare veramente un bilancio serio di quella che è la legge del bilancio. Sì, e poi tipicamente il governo sfrutta questa occasione per mettere dentro la legge di bilancio anche tante altre cose che col bilancio hanno poco a che fare. C'è il maxi emendamento finale quando viene approvato. Che talvolta ha stravolto il disegno, quindi... Vabbè, ci incontreremo, ci rivedremo fra un po' di tempo, qualche settimana, ancora dopo dicembre. Dopo dicembre, ancora bisogna aspettare qualche tempo. Grazie per essere stato con noi, professore Roberto Cellini, che è il direttore del Dipartimento di Economia e Impresa dell'Università di Catania. Buon lavoro, professore. Grazie, ci fermiamo, fra poco torniamo di nuovo insieme e con noi di nuovo ci sarà Emanuela Corsi per continuare la nostra rassegna, stavolta con la pagina, quella nazionale e internazionale. Restate con noi.
nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, torniamo alla lettura dei quotidiani con Emanuela Corsi. Sì, partiamo dal Corriere della Sera, Angelo, a proposito di manovra. Ecco, tasse e garante, non solo manovra, ma anche la questione del garante della privacy, alta tensione. La Premier e la battaglia con l'opposizione appunto sulla prossima legge di bilancio, ci vuole coraggio a dire che aiuta i ricchi. Questa diciamo è stata l'accusa da parte delle opposizioni. E poi Schlein che chiede di rimuovere tutti i consiglieri dell'Authority. Meloni, non li abbiamo scelti noi. Ancora, vediamo altre notizie, il calcolo degli sgravi, quanto pesa e chi avvantaggia in 4 anni di manovre. E ancora educazione sessuale, la Lega fa dietrofront, sì alle scuole medie, l'emendamento con il consenso dei genitori. Poi vediamo questa fotonotizia dedicata a Yannick Sinner lotta e poi stravince, che bello essere qui, siamo agli ATP Finals di Torino, l'esordio del campione in carica, sconfitta invece per Musetti. Sul fronte degli esteri, Stati Uniti, si sblocca la crisi sul bilancio e le borse volano, fine dello shutdown, 3 mesi di tregua, raggiunto un accordo provvisorio al Senato statunitense per mettere fine appunto al blocco delle attività amministrative, appunto lo shutdown, 3 mesi di tregua e le borse che riprendono a salire, volano, scrive il Corriere. E poi il caso Bufera sulla BBC, Trump minaccia una maxi querela, l'imbarazzo di Londra. Bufera appunto sulla TV di Stato inglese per le frasi manipolate dopo le dimissioni dei vertici. Starmer in imbarazzo, difende la TV, ma Trump pensa ad una maxi querela da 1 miliardo. Andiamo in alto per vedere un'altra notizia, l'ex presidente francese Sarkozy fuori in libertà vigilata. Il carcere è stata dura, ricordiamo che Nicolas Sarkozy è stato condannato a 5 anni di carcere. Allora andiamo a vedere questa notizia, il giudice scarcera Sarkozy, l'ex presidente, adesso è in libertà vigilata. A marzo il processo d'appello sui fondi libici che avrebbe intascato per la sua campagna presidenziale, proibiti i contatti con persone coinvolte nel caso. Vediamo la prima pagina di Repubblica. Lo scandalo della privacy, si è alzato un polverone dopo le ultime puntate di Report proprio sul garante della privacy e sui presunti rapporti dei suoi membri con la politica, in particolar modo con Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle chiedono l'azzeramento appunto dell'organismo dell'Authority, succube di conflitti di interesse. Fratelli d'Italia apre. Manovra, Meloni attacca sindacati e Banca Italia, ci vuole coraggio a dire che per i ricchi. Ricordiamo che i rilievi non sono stati fatti soltanto dai sindacati, in particolar modo dalla CGIL, ma anche da Banca Italia, che dice è una manovra iniqua, insomma premia i ricchi a scapito delle fasce più deboli. E poi anche qui il dietrofront della Lega, sia lezioni di sesso alle medie. Vediamo nel taglio centrale la fotonotizia con la testa di Sarkozy che appunto sta uscendo dall'auto, torna in libertà vigilata, in carcere è stata molto dura. La Stampa di oggi, garante e tasse, Meloni attacca le opposizioni sul caso Report, azzerare l'Authority. Fratelli d'Italia, nomine di PD e Movimento 5 Stelle, non le difendiamo. E poi la fotonotizia di oggi è dedicata invece a Gino Cecchettin, che racconta i miei 2 anni senza Giulia. Sono passati 2 anni dalla morte, dal femminicidio di Giulia Cecchettin. Un dolore che nessun tipo di pena riuscirà ad alleviare, sono appunto le parole del papà che, ricordiamo, ha cercato insomma di proporre un cambiamento culturale proprio per evitare altri femminicidi, altre storie come quella di Giulia, ricordiamo, uccisa
perché l'ex fidanzato non accettava il suo rifiuto. Andiamo a vedere Avvenire. Sanità da curare. Leone XIV mette in guardia dall'intelligenza artificiale in campo medico, dignità umana, priorità assoluta, dalla tecnologia chance per sanare le carenze strutturali, ma il fattore umano resta da chiarire. C'è sempre una questione morale tra, ricordiamo, scienza e poi soprattutto in questo caso anche la religione. Andiamo a vedere ancora Report che riapre il caso Authority, Trump allo scontro con la BBC, tensione sul garante della privacy, il presidente degli Stati Uniti intanto che chiede 1 miliardo appunto alla TV di Stato britannica. E poi a proposito di Trump, l'incontro con Ahmed al-Shara, il presidente siriano, Shara alla Casa Bianca, la Siria tra le braccia degli Stati Uniti. A questa notizia il manifesto dedica l'apertura e vediamo proprio l'incontro tra i due leader. Il buon terrorista, scrive il manifesto, ricordiamo il passato di al-Shara appunto nella cellula terrorista di Al-Qaeda, da Camp Bucca allo studio ovale, il leader ex qaedista Ahmed al-Shara, accolto da Trump alla Casa Bianca. In dote porta la ricostruzione della Siria e una base per i Marine, sorrisi, strette di mano e per ora una sospensione parziale delle sanzioni. Vediamo l'Unità che insomma ironizza, scandalo sinistra, scandalo italiano, la sinistra vuole tassare gli ultra ricchi, questo a proposito della proposta di una patrimoniale, la patrimoniale che indigna appunto la destra, ma che andrebbe a colpire soltanto i super ricchi e non sicuramente il ceto medio, così scrive l'Unità. Vediamo il resto del Carlino. Pizza balla a Gaza per Natale, ma Hamas non sparirà. Intervista alla patriarca di Gerusalemme, pace ancora lontana, servono leader nuovi. Netanyahu, a un mese dalla guerra, dice la guerra non è finita, i miliziani si riarmano. Netanyahu che sarebbe pronto a riprendere la guerra proprio con questa motivazione. E poi vediamo un'ultima notizia, Angelo. La morte di Pierina Paganelli, l'anziana signora che è stata trovata appunto morta nel garage dello stabile dove abitava. Ieri c'è stata un'udienza, le lacrime in aula dei figli di Pierina che parlano della nuora della donna Manuela, una manipolatrice. Ricordiamo Manuela che aveva una relazione extraconiugale con Luis da Silva, che in questo momento è l'unico imputato appunto in questo processo. Grazie Emanuela, più avanti saremo di nuovo insieme a te per leggere qualche altra notizia, soprattutto delle curiosità, immaginiamo nella parte finale della nostra rassegna stampa. Adesso ci sono le previsioni meteo e poi ci occuperemo ancora di chirurgia estetica, ma soprattutto del caso del dottor B. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole martedì su gran parte del nostro territorio, un po' più di variabilità lungo il versante tirrenico ma senza grandi conseguenze. Nel dettaglio ora la Sicilia, il tempo qui infatti sarà variabile, specie lungo le coste settentrionali, ma senza grandi conseguenze in termini di precipitazioni. Al più solo qualche debole ed occasionale piovasco, specie sul Messinese. Altrove invece sole, venti a tratti sostenuti con mari mossi ma solo al largo, e clima gradevole nelle ore centrali con punte fino ai 19-20 gradi. Nel corso della giornata di mercoledì sole assoluto protagonista sulla Sicilia. I venti saranno in graduale attenuazione con mari infatti con moto ondoso in diminuzione e le temperature non subiranno particolari variazioni. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo. Allora, eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, ritroviamo con piacere in studio la dottoressa Eliana Lanza, buongiorno. Buongiorno. Un medico estetico, sì. Dermatologo anche? No. Però si occupa di longevità. Esatto. E che cosa significa occuparsi subito di longevità? Significa invecchiare bene, quindi senza quelle malattie senili tipo cardiovascolari, neurodegenerative, metaboliche e vivere quindi bene.
perché è giusto curarsi, prendersi cura di se stessi. Infatti secondo me longevità ed estetica camminano tanto a braccetto. Allora, parliamo di estetica adesso però, Sì. cerchiamo di, come sempre, rassicurare e mettere in guardia chi ci segue, chi ci ascolta, perché nelle ultime settimane, anzi devo dire nell'ultima settimana soprattutto, c'è stata questa notizia nella scoperta di un finto, mi passi il termine, esperto di medicina estetica che operava, fra le altre cose, in condizioni certamente non sicure. Allora bisogna fare attenzione, lo ripetiamo sempre, Bisogna agli fare annunci, molta attenzione. perché sì, la pubblicità ci può stare, ma bisogna vedere come è fatta questa pubblicità, da dove arriva questa pubblicità, e bisogna sempre verificare la veridicità di questi messaggi. Potremmo anche dare un consiglio ai telespettatori. Ogni medico ha un numero che lo identifica, che è il numero dell'ordine, e chiunque può andare sul sito dell'ENPAM, della FNAMCEO, e andare a vedere se quel medico esiste davvero, quindi se è iscritto all'ordine dei medici. No, perché il rischio, molte volte la cronaca ci ha restituito fatti drammatici. Abbiamo ricordato più volte quanto è accaduto alla povera Margaret, la ragazza di Lentini, che ha fatto questo intervento in uno studio privato, magari con dei medici, però probabilmente non c'erano le necessarie precauzioni. Allora, esistono delle strutture che hanno necessità delle autorizzazioni, ma non perché senza autorizzazione non si possa trattare un paziente, ma perché quelle autorizzazioni vanno a verificare se esistono i presupposti di sicurezza. Inoltre, quando si parla di interventi chirurgici è necessario che sia presente anche l'anestesista, ma non perché deve farti un'anestesia, ma perché l'anestesista ha le competenze per salvarti la vita, perché loro trattano le urgenze e probabilmente nel caso di Margaret non era presente l'anestesista. Tanti hanno detto che la ragazza aveva un problema cardiologico. Sì, probabile, ma innanzitutto prima di fare un intervento chirurgico bisogna che il medico richieda determinati esami e determinate visite, come la visita cardiologica, l'elettrocardiogramma e degli esami ematochimici di routine. Questi vengono visti dal medico chirurgo ma anche dall'anestesista, e se si necessita di approfondimenti si faranno prima dell'intervento, questo per ridurre le percentuali di un caso mortem o altro. Allora, Ma adesso torniamo di nuovo al caso di Dottor B, che è uno studente di medicina fuori corso, non ancora abilitato, non laureato, che ha messo su questa struttura in un appartamento. Dovremmo avere delle immagini, poi magari dopo le vedremo. Ieri i carabinieri del NAS hanno fatto questo intervento, ci hanno mostrato queste immagini, ma i rischi concreti quando si va a fare, che ne so, un piccolo intervento, anche un semplice intervento di un'infezione, sono praticamente sempre dietro l'angolo, quindi da questo punto di vista bisogna fare sempre ma massima esistono attenzione. delle complicanze più gravi dell'infezione che spesso il paziente non conosce. Le complicanze più gravi in medicina estetica sono le complicanze vascolari. Io parlo tantissimo di complicanze, sono anche un'esperta e diciamo che un medico dovrebbe, dopo aver fatto un filler, fare una valutazione, perché quando iniettiamo un filler a base di acido ialuronico cross-linkato potremmo incannulare un vaso o comprimerlo. In quel caso il tessuto irrorato da quel vaso ovviamente andrà in sofferenza. Le complicanze meno gravi sono da complicanza vascolare venosa, quindi abbiamo un'ostruzione, vediamo che la pelle inizia ad essere un po' marazzata, potrebbe dare una manifestazione erpetiforme, quindi dei microbrufoletti, si agisce con un enzima che si chiama ialuronidasi e si risolve. Esistono complicanze ancora più gravi che sono quelle arteriose, fino ad arrivare alla cecità. Ci sono dei casi, ahimè, dove il paziente è rimasto cieco perché è stata occlusa un'arteria come la sovratracheare, che è quella che passa in quest'area, e ahimè si anastomizza con l'arteria oftalmica e quindi il paziente ha perso la vista da un occhio.
E i pazienti a volte si approcciano alla medicina estetica con troppa superficialità e l'unica cosa che valutano è un pre e post sui social che a volte potrebbe anche essere ritoccato, e questo è giusto che i pazienti lo sappiano, e il prezzo. Diciamo che a volte qualcosa, se costa di più, c'è un motivo, magari c'è più professionalità, ci sono gli strumenti più adatti e lo studio magari è veramente autorizzato. Allora, qui l'invito a chi ci sta seguendo è essere molto scrupoloso, cioè quando si decide di fare un intervento, anche se è un intervento estetico, va ponderato quello che si sta per andare a fare, magari confrontarsi più volte, non soltanto con uno ma più magari esperti, e poi scegliere quello che magari in qualche modo ci ha dato maggiori rassicurazioni, dopo aver verificato che si tratta comunque di un medico iscritto all'albo e uno studio che possa in qualche modo rispettare tutte quelle che sono. Però diciamo le misure di sicurezza per la nostra salute. La cosa che salta all'occhio anche da dal caso del dottor B, che in pochi mesi, cioè nei primi mesi del 2025, è un giro d'affari di oltre 75.000 euro. Quindi capisco che saranno stati magari prezzi modici, però evidentemente la clientela era piuttosto ampia. Assolutamente sì, perché oggi la richiesta di medicina estetica low cost è altissima, veramente altissima. Infatti vediamo anche viaggi per la chirurgia estetica verso paesi come l'Albania e la Turchia, quindi tutti vogliono fare qualcosa e molti cercano il costo basso, quindi sicuramente trovare un medico o peggio ancora un non medico che ti fa il prezzo basso sicuramente è attraente, direi proprio. Sarà attraente. Noi stiamo vedendo adesso delle immagini, magari dei ritocchi, qui siamo in una sala operatoria, però quando si pensa anche quando c'è la necessità di una anestesia totale, abbiamo visto prima una signora che in anestesia, quindi diciamo che là veramente l'anestesista, il rianimatore devono tutti essere presenti quando si fanno determinati interventi, perché basta un niente, basta un nulla per pregiudicare la vita di tutti noi. Verissimo, e quindi attenzione, attenzione. Attenzione davvero. Allora, io vorrei tornare all'argomento con cui abbiamo iniziato questa nostra chiacchierata, abbiamo un minuto circa. Sì. Lei ci ha spiegato cos'è la longevità, cosa possiamo fare concretamente. Ok, allora la longevità è una piramide dove alla base c'è l'equilibrio ormonale, l'integrazione di tutti quegli elementi spesso antiossidanti che diventano necessari per lo stile di vita che viviamo oggi. A quel punto lo stile di vita che comprende lo sport, la nutrizione, ma anche un benessere mentale. Io spesso ai miei pazienti dico che è importante creare una connessione con la natura, perché in realtà la natura ci trasmette energia e sono quelle energie positive che fanno rigenerare le nostre cellule. Molto spesso ci spaventiamo dei tumori, ma senza sapere che in realtà la prima causa di morte dai 50 anni in poi, soprattutto per la donna che entra in menopausa, sono le malattie cardiovascolari. Quindi andare a ricercare questo equilibrio integrando questi principi attivi, lavorando con gli ormoni bioidentici, con la nutrizione e con lo sport, che non deve essere intenso, non dobbiamo fare la maratona, non dobbiamo essere Sinner e così via, ma dobbiamo in qualche modo mantenere i nostri muscoli, perché un muscolo allenato andrà a produrre testosterone e se produciamo testosterone diventiamo anche più forti, no? Cioè proprio ci sentiamo meglio. Questa è soltanto un po' la punta dell'iceberg, però diciamo che oggi lo scopo è invecchiare, ma invecchiare bene e in salute. Bene, grazie per questi suoi consigli, grazie alla dottoressa Eliana Lanza, medico estetico, esperta in longevity. Esatto. Grazie ancora, ci fermiamo e fra poco parleremo d'altro, parleremo di un bene confiscato alla mafia che poi adesso è arrivato nella disponibilità di tutti noi, qui in particolar modo a Catania. A fra pochissimo. Di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, do il benvenuto e ben ritrovata in studio, buongiorno. Buongiorno a voi. L'assessore Viviana Lombardo,
in questo caso stamattina assessore ai beni confiscati alla mafia del comune di Catania. Quanti sono i beni confiscati a Catania? Allora, i beni confiscati alla criminalità organizzata che sono stati assegnati dall'Agenzia Nazionale Beni Confiscati al Comune di Catania sono oltre 140. È un numero cospicuo. Assolutamente sì, credo che siamo la seconda città in Sicilia per importanza, per numero di beni, dopo Palermo logicamente. Molti sono stati già ristrutturati con fondi PNRR o con risorse proprie del Comune di Catania, altri invece, su altri abbiamo progetti in itinere. E di questi 140 abbiamo detto circa, grosso modo, attenzione, ma ce n'è un esempio di ieri che è stato restituito poi alla collettività, ce ne sono altri che sono in prossimità, in procinto di? Sì, allora quello di cui parla lei, che abbiamo inaugurato ieri, è un terreno che si trova nel quartiere di San Giorgio, che era sostanzialmente diventato una vera e propria discarica abusiva. Era piena di amianto, era pieno il terreno di carcasse di auto abbandonate o rubate. Abbiamo visto in mattinata il servizio realizzato ieri dalla collega Mazzona, non so se dalla regia ci possono fare rivedere anche semplicemente le immagini, così magari la descrizione va di pari passo con quello che raccontiamo. Diciamo, ecco qui per l'appunto le immagini che arrivano, le stiamo vedendo sui monitor. E dico, questo chiaramente andava ad influire anche sulla salubrità dell'ambiente, anche sulla vivibilità di tutto il quartiere della zona, perché ci sono accanto tantissimi palazzi e villette proprio limitrofe a questo terreno. Noi abbiamo inserito questo progetto, questo appunto immobile all'interno di un progetto di rivalutazione con i fondi PNRR e con una spesa di circa 170.000 euro è stata creata una zona parco giochi ed un'area verde, quindi un'area che si può utilizzare sia per lo sgambamento dei cani, ma anche semplicemente così per, insomma, come momento di raccolta, come momento di convivialità, momenti di aggregazione. Io le volevo chiedere, ma la restituzione di questo bene in una zona, in un quartiere periferico della città, dove si è lavorato per tanto tempo prima di poterlo restituire, che tipo di feedback, adesso si dice così, no? Cosa avete avuto voi come diciamo dall'altra parte, da parte dei residenti? Cioè, congratulazioni, felicità per avere questo spazio a disposizione per i bambini, dove magari prima c'erano soltanto rottami oppure spazzatura? Sì, devo dire che abbiamo avuto un impatto estremamente positivo. Ci sono degli esercizi commerciali nella zona che ci hanno già riferito che la sera, il pomeriggio è frequentato da tantissimi bambini, tantissimi ragazzi e famiglie. Tra l'altro è un luogo estremamente accessibile perché sono state abbattute tutte le barriere architettoniche, quindi proprio diventa un momento di aggregazione. E ripeto, anche i palazzi accanto ne hanno beneficiato, perché prima anche loro stessi vivevano in un ambiente pieno di spazzatura e oggi invece hanno appunto questo piccolo parco che ci diceva il presidente del municipio Francesco Valenti che è l'unico parco di San Giorgio. C'è un'altra cosa che mi ha assolutamente stupito, perché magari spesso si facciamo delle inaugurazioni in zone più centrali della città e invece nel quartiere di San Giorgio sapere che per loro rappresenta davvero una novità e mi riempie il cuore di gioia. Però questo già è un fatto importante, cioè un quartiere periferico diventa emblema anche della legalità. Sì, ma infatti il messaggio che questa amministrazione vuole proprio trasmettere, chiaramente il tutto è sempre, come dire, con il consenso e con il favor del nostro sindaco che ci spalleggia in tutte queste decisioni, per questo lo ringrazio. E proprio il messaggio che vogliamo trasmettere è proprio questo, cioè che un bene che fondamentalmente è stato sottratto alla criminalità organizzata, che ormai è abbandonato da anni, perché ricordiamo che questi immobili arrivano al comune di Catania quando già l'agenzia li ha confiscati da 30, 40 anni, 20 anni, quindi sono già immobili in stato di deperimento assoluto, vengono poi restituiti al nostro concittadino, quindi sotto forma di servizi. Quindi la cosa bella è che il comune non li utilizza per monetizzare, ecco, che dico sarebbe anche possibile, però noi li utilizziamo invece per restituirli alla collettività, perché è giusto che i nostri concittadini abbiano spazi, momenti di aggregazione, perché ricordiamo anche che tutto quello che riguarda la lotta alla dispersione scolastica,
parte proprio dalla mancanza degli spazi, cioè i ragazzi spesso si trovano oggi a non avere dove aggregarsi, e quindi noi con i beni confiscati dalla mafia stiamo cercando di fare questo. Questo già è un esempio importante, abbiamo detto la restituzione intanto di questo bene, un segnale di legalità, un segnale anche di partecipazione tra l'ente, l'amministrazione e anche diciamo i quartieri che sono più lontani dal centro. È un segnale importante, una fiducia importante che si viene a, diciamo, rinsaldare, a rinforzare fra... Esattamente, a proposito di periferie c'è un altro progetto che spero proprio a brevissimo, conto entro il mese presenteremo, che è una colonia marina nel quartiere, nella zona, diciamo, di Vaccarizzo. Anche lì è una villetta, un bene confiscato dalla mafia, un progetto PNRR che ci ha permesso appunto di ristrutturare integralmente questo immobile. Anche in questo caso il progetto è seguito dalla direzione ecologia, seguita appunto dalla dottoressa Lara Riguccio, e i lavori sono quasi ultimati. Colonia marina significa proprio spazio per i giovani, no? Quindi spazio per i ragazzi che durante il periodo estivo sono meno abbienti, quindi non hanno la possibilità di potersi recare al mare, e questa diventerà appunto la loro colonia marina. È una sorta di lido dove magari passare l'estate insieme ad altri amici, e magari si incontreranno amici che non si conoscevano, persone che poi insomma ci daranno qualcosa, ci restituiscono qualcosa. Assessore, è stato veramente un piacere come sempre averla con noi. Ci ha dato questa indicazione della colonia marina prossima, un'ultima... Allora, spoilerò, ma proprio pochissimo. Il progetto più interessante, che è tra l'altro rientrato anche all'interno dei 10 progetti più importanti d'Italia, è quello di Vianapo. È un ex supermercato appartenente a una famiglia mafiosa che adesso diventerà un supermercato sociale. Anche questo immobile è del comune di Catania da 30 anni, ma adesso appunto abbiamo trovato un finanziamento PNRR che ci permetterà di trasformarlo in un supermercato per le famiglie meno abbienti, e quindi con la dimostrazione, diciamo, di avere un ISEE basso si potranno prendere i prodotti a prezzi calmierati o addirittura gratuiti, e quindi non solo prodotti generi alimentari ma anche farmaci. Questa è una bellissima iniziativa, magari quando ci sarà l'attivazione di questo supermercato sociale, chiamiamolo così, saremo lì a raccontare ai nostri telespettatori il nuovo traguardo raggiunto. Grazie ancora all'assessore Viviana Lombardo, che è l'assessore stamattina in questa veste perché poi ha tante altre deleghe, ai beni confiscati alla mafia del comune di Catania. Adesso c'è la sigla dell'oroscopo e ci colleghiamo fra non molto, lo vedo già, con il nostro Marco Amato. Allora, buongiorno Marco e buon San Martino a te. Oggi una bellissima, almeno per le immagini che abbiamo visto prima, una bellissima giornata qui a Catania, non so dalle tue parti, sei un po' più lontano rispetto a noi. Buongiorno ancora e buon caffè. Anche, è una splendida giornata oggi, sul sole deorum per tutta la Sicilia. Allora, oggi volevo parlare di una cosa che mi ha molto colpito, infatti la mia tazzina oggi è musicale, proprio perché volevo fare un omaggio ad un grande della musica italiana che ci ha lasciato, è Peppe Vessicchio, che è dei Pesci. Mi ha molto intenerito la dedica che gli ha rivolto Roberto Vecchioni quando appunto racconta sui social che quando vinsero Sanremo ci fu un abbraccio che gli incrinò una costola. Entrambi i due signori grandi appartenenti alla musica italiana sono segni d'acqua. Pesci Vessicchio, cancro con le sue memorie e le sue immagini da sogno, il tenero professore Vecchioni, tra l'altro un abile grecista, cosa che io apprezzo tantissimo. Ebbene, i segni d'acqua sono tra i più portati per la musica proprio perché le vibrazioni acquatiche sono quelle che hanno a che fare col sentimentale. Sicuramente appunto la luna interviene più sul cancro come un'immagine di romanticità. Per esempio, per citarne una, Milady il cuore è un soldatino che scrive lettere a nessuno di Vecchioni, e Milady appunto la sonorità a tutto campo proprio del signor Vessicchio. I pesci rappresentano tutti i suoni armonici dell'universo, è l'ultimo segno zodiacale e ha una capacità empatica come non ha uguali nello zodiaco. Salutiamo il signor Vessicchio e ora oggi vi racconto che Giove entra in retrogradazione. Cosa significa?
che alcuni sviluppi ottimistici devono essere un po' più pratici, quindi bisogna riflettere un po' di più. La Luna è ruggente in Leone e fa il paio con Marte e Mercurio, quindi proprio una Luna aggressiva per i segni di fuoco. Vediamo cosa succede nello zodiaco. Ariete, proprio voi siete tra i più arrabbiati oggi dello zodiaco, proprio perché farete tutto con foga e molta forza, a nulla di distruttivo, di bellicoso, anzi riprendete un po' a essere gli Ariete che mettono davanti tutto l'obiettivo. Toro, per voi oggi c'è un ridimensionamento di cose perché si devono un po' aggiustare l'economia e rivalutare i piani d'azione. Gemelli, è proprio l'economia per voi invece che deve essere attenzionata, proprio perché dovrete essere un po' più oculati e gestire meglio le cose legali, i contratti, ed essere chiari su delle condizioni d'accordo. Cancro, Giove nei vostri gradi si ferma proprio quando la Luna va abbandona, il che significa che è un periodo in cui le stelle vi dicono: beh, accontentatevi, calmatevi, per adesso avete avuto tanto, state un po' fermi. Leone, per voi la Luna oggi entra ruggente e trionfale nei vostri gradi a darvi una vittoria in cui speravate tantissimo, quindi su tutti i piani oggi il Leone più che mai Sua Maestà nello zodiaco. Vergine, per voi Giove si ferma, per cui un attimo di pausa nel procedere, meno nevrotici sicuramente, ma con una Luna che vi rende un po' più dolci e più appassionati. Bilancia, Venere se ne va, per cui insomma la bilancia è un po' statica per adesso, per cui deve forse prendere dello spazio per organizzare meglio le idee e delle decisioni importanti. Scorpione, Venere è tutta vostra anche con il Sole. Oggi una splendida giornata che parla d'amore e di passioni. I segni d'acqua oggi sono un po' al top. Sagittario, per voi Marte e Mercurio vi rendono impositivi, forti e carismatici, complice anche la Luna, incredibilmente seduciosi, come diceva un'antica pubblicità. Capricorno, per voi oggi Marte c'entra poco, proprio perché a parte darvi resistenza, è più Giove che deve servire a ridimensionare un affare o un progetto lavorativo che dovete rivedere. Del resto, rivedere le cose in corso d'opera è sintomo di intelligenza. Acquario, oggi quella Luna in opposizione vi dà proprio fastidio, controvoglia però dovete fare alcune cose che sono necessarie. Pesci, giornata splendida per voi, proprio perché Giove si allea comunque nella sua statistica a Saturno e a Nettuno, un trionfo lavorativo, affettivo e sentimentale. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Ciao Angelo e buongiorno Sicilia. Grazie, grazie Marco, buongiorno anche a te, ancora buon caffè, ci rivediamo domani mattina con le indicazioni, con la lettura delle stelle di Marco Amato. Adesso torniamo invece ad un'altra lettura, quella dei quotidiani, con Emanuela Corsi. Sì, questa volta la curiosità non è legata al mondo dello spettacolo, alla musica, ma è una storia di cronaca. Questa veramente ce la siamo persa, cioè è una novità assoluta. Siamo sulla prima pagina del Messaggero. La giustiziera delle mogli tradite mi ha rovinato la vita. Incredibile questa storia. Questa donna racconta, diceva di volermi salvare, ha fatto fallire il mio matrimonio. Cosa faceva questa? È una doppio giochista allora. Adescava praticamente uomini infedeli per poi andare dalle mogli a dire tuo marito è un infedele, insomma, per metterle in guardia, solo che in questo giochino insomma ha rovinato la vita di qualcuno. Quindi andiamo a vedere. La giustiziera delle donne diceva di volermi salvare ma mi ha rovinato la vita. A Prato parla la vittima della sessantenne, quindi questa donna neanche proprio una ragazzina, esatto, che adescava sui social i compagni infedeli per rivelare il tradimento alle mogli. Mi chiamava Zerbino, alla fine ha fatto naufragare la mia relazione. Questa donna ancora racconta, veniva dalla Lombardia per pedinarci, inviò le schermate ai miei colleghi, la denunciammo il giorno di San Valentino. Tra l'altro lei la seguiva nei bar, in stazione, si metteva grandi occhiali neri e scattava delle foto. La donna dice: avevo paura che mi facesse del male in quegli anni, l'ansia, la vergogna, la paura non l'hanno mai abbandonata. Sara è un nome di fantasia, oggi ha 42 anni, vive a Prato
e per anni ha conosciuto il terrore vero. La sua colpa? Essersi trovata sulla strada di questa paladina delle donne tradite, una sessantenne appunto lombarda che trasformava presunti tradimenti virtuali in un'ossessione personale, quindi neanche un tradimento vero e proprio, cioè magari qualche scambio su, non so, sui social con degli uomini che si lasciavano andare magari a qualche complimento di troppo e poi lei andava dalle rispettive mogli per insomma fare questo. Grazie Prego. Emanuela, ci fermiamo qui per Buongiorno Sicilia di questa mattina, che comunque si ripresenterà puntuale a voi nella giornata di domani. Domani sarete con Roberta Lunghi. A tutti l'augurio ancora di una buona giornata e buon proseguimento con i nostri programmi.